Terzo big match in una settimana per la Don Carlo Misilmeri, che dopo aver fatto visita all'Unitas Sciacca e aver affrontato agli ottavi di Coppa Italia l'Athletic Club Palermo, ospita al Giovanni Aloisio la Pro Favara. Come in tutti i campi sportivi d'Italia, il minuto di raccoglimento per ricordare Giorgio Napolitano. Poi si comincia col primo pallone gestito dalla squadra di mister Catalano, ancora fuori per squalifica. Al suo posto in panchina va Mancuso. Qui subito primo attacco da parte della squadra in tenuta blu con Federico, che anticipa tutti rischiando anche l'autogol. Dal conseguente calcio d'angolo la palla spiove sul colpo di testa di Lupo. Zoom in qualche modo con i pugni, poi il salvataggio sulla linea di Pellegrino, reclamano anche il gol i giocatori della Pro Favara. Poi il primo attacco convinto della Don Carlo con Ferrara che arma Matera, poi arriva la Vardera dalle retrovie, conclusione morbida bloccata dalla Minsi 6. Poi ottavo minuto, Cannavò prova ad innescare subito il tentativo di Ficarrotta bloccato, poi la respinta in qualche modo sul tiro di Vito Lupo da parte di Zummo. Veniamo poi al 14esimo con ancora l'attacco da parte della Pro Favara e ci vuole un super intervento di Zummo sul tiro di Lupo, ma attenzione, qui Ficarrotta ne salta uno, ne salta due, ne salta tre, ne salta quattro, spara col sinistro sotto la traversa, una bomba imparabile di Luca Ficarrotta. Il gol dell'1-0 della Pro Favara è un'autentica delizia dell'ex giocatore, tra le altre, di Palermo e Marsala. Passa a condurre la squadra favarese, che qui al minuto 23 si deve difendere dal tentativo di reazione della Don Carlo con Lucera che va a puntare Vizzini, lo salta e poi la conclusione è bloccata dalla Min Sisei. Quasi alla mezz'ora torna ad attaccare la squadra ospite con la giocata di Lapiana, cerca il corridoio per Ficarrotta, si deve distendere alla sua sinistra Zummo a negare la doppietta all'attaccante palermitano. Poi al minuto 32 ancora attacca in campo aperto la Pro Favara, Cannavò arma il sinistro di Lapiana e ci vuole un super intervento di Zummo a negare il gol. Minuto 41. La Vardera se ne va su questo calcio di punizione, battuto poi da Romano per cercare la volemancina di Riccardo Pellegrino, palla fuori non di molto sul suo tentativo. Ultima chance del primo tempo per la Don Carlo con questa punizione di Romano, la palla che si impenna ancora per Pellegrino, altra volée, questa volta meno attento ma sempre sveglio la Minsi 6. Mentre passiamo al secondo tempo con le nostre immagini, il primo calcio di punizione lo batte Lapiana, palla sopra la traversa sul tentativo del numero 10 della Pro Favara. Poi sul rinvio di Zoom, allo scoccare dell'ora di gioco, la palla arriva sui piedi di Garufo che vuole cercare di sorprenderlo e la palla esce veramente di poco alle spalle di Zoom. Poi ancora attacco sulla sinistra della Pro Favara con Lupo che arma ancora il piede dell'ex centrocampista di Trapani Acragas, conclusione fuori di pochissimo al minuto 62. Però attenzione a questa azione della Don Carlo sulla destra con Lucera, la palla messa in mezzo, Garufo si calcia addosso, chiedono un fallo di mano in area, chiedono il calcio di rigore a gran voce i giocatori della Don Carlo Misilmeri che accerchiano il direttore di gara Mantovano. Non c'è nulla però di falloso a giudizio del fischietto lombardo. Attenzione però dall'altra parte all'offensiva da parte di Vizzini, respinge in qualche modo con i piedi Zummo. Poi 72esimo, la punizione di Federico, palla sopra la traversa. Passano un paio di minuti, al rinvio lunghissimo con i piedi di Sisei, l'aggancio splendido da parte di Lapiana che poi salta Ferrara, arriva sul fondo, calcia col sinistro, la palla sorvola la traversa, occasione per lo 0-2 sprecata. Poi dall'altra parte ancora il tentativo di Lapiana che prova ad andare sempre sulla sinistra, fronteggiato da Ferrara, parte il suo cross, il colpo di testa di Lucarelli appena entrato in campo, allontana sulla linea di porta la difesa della Don Carlo. Poi minuto 97, altro nuovo ingresso, quello di Retucci che porta a spasso la difesa, viene affrontato così da Mancuso, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per la Pro Favara. Dal dischetto si presenta proprio l'ex attaccante della Nissa, secondo anno al Pro Favara per lui e secondo gol della partita per la squadra di Catalano, che blinda la vittoria e torna a vincere in trasferta dopo il blitz sul campo del Geraci. La Pro Favara che insegue il tandem di testa. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima!